ai soggetti. Allora torniamo qua a un po' al discorso per fare degli esempi concreti in modo da spiegare la declinazione pratica di questo accordo. Allora, i comuni in pratica si fanno garanti, diciamo, di mettere attorno al tavolo i soggetti che possono essere interessati. Faccio un esempio, anche qua il più semplice: se in un comune c'è un'azienda e lì dentro abbiamo dei lavoratori e delle lavoratrici, naturalmente con dei bambini piccoli in questo caso, no? Ecco che allora viene favorito la convenzione e viene favorito l'accordo, e noi che siamo presenti come organizzazioni sindacali dentro a quell'azienda favoriamo la nascita, no? Sono già stati firmati anche degli altri accordi più specifici. Questo per quanto riguarda per esempio i bambini. L'altro giorno abbiamo fatto un incontro in un comune e per esempio si faceva riferimento, era un comune che non aveva un asilo nido ma aveva un centro per l'infanzia, per cui questo problema non si pone perché le rette sono molto calmierate, ma c'era il problema degli anziani. Allora un progetto di sollievo per le famiglie che hanno purtroppo persone anziane con demenza fino ad arrivare all'Alzheimer proprio. Sì. E noi sappiamo come i caregiver, cioè quelli che si occupano di queste persone, quanto sono a loro volta come dire, presi, come sono proprio, è pesante anche per chi si occupa. Ecco, allora poter portare queste persone, magari per 2 ore, in un centro sollievo che viene finanziato, certamente mettendo per esempio insieme anche le reti del volontariato, ma che viene finanziato anche con risorse di questa natura, dà la possibilità di davvero rispondere dei bisogni sociali, perché qui parliamo soprattutto di bisogni sociali naturalmente. Assolutamente, no? sì. Che, ecco, per esempio, tornando sempre ai nostri asili, adesso mi viene in mente che in alcune fabbriche, in alcuni territori sono stati fatti dei questionari dentro alle fabbriche più grosse e per andare ad individuare quali erano i bisogni ed emergono i problemi che hanno le famiglie, no? Quindi davvero questa è un'opportunità che viene data, certo dipende molto dalla capacità, ma qui c'è anche la novità, voglio dire, no? Perché noi eravamo abituati che la contrattazione si fa dentro le fabbriche tra la parte datoriale e il sindacato, dentro nei comuni si fa la contrattazione territoriale, ma in realtà qui invece crei delle reti molto importanti e tra le altre cose favorisci anche il confronto e il dibattito tra i comuni. Comuni che si mettono in sinergia, non a caso ho detto comuni dell'Alta, poi non è proprio tutta alta perché c'è l'Imena, insomma no, però produci di più, diventi più efficiente e anche più efficace, utilizzando meno risorse dai anche delle risposte e soprattutto entri in rete. Poi per esempio lavorare su banche dati comuni, anche qua. Sì, insomma, nell'epoca dell'informatica, nell'epoca... Non sfruttare in questi termini. Far dialogare anche, no, utilizzando queste reti, ci è sembrato, certo è, come dire, è un primo accordo, è una prima progettualità. Però intanto c'è qualcosa che si comincia ad andare a fare. Esatto, si parte, no, dall'analisi dei bisogni, poi si individua come spendere le risorse, ogni anno la regione rifinanzia, vanno presentati i progetti, c'è tutto adesso io non... Un'attività, tutta una serie di allegati, però ve li risparmio, ma... La cosa fondamentale è proprio questa, insomma, no? Che si cerca di fare rete e di far interloquire vari soggetti che di solito non parlerebbero fra di loro. Chiarissimo. Allora mancano pochi minuti alla chiusura. Cos'altro possiamo dire? Tra l'altro c'è stato anche un incontro che voi avete avuto con la Regione relativamente al sistema sociosanitario regionale Veneto. Quindi ci sono varie azioni che state intraprendendo sia a livello nazionale che a livello territoriale. Allora, proprio oggi, cioè il 22, è in corso un convegno a livello regionale della CGIL sul tema della sanità.
Questo convegno vuole mettere in luce tutte le cose positive ma anche le cose negative del nuovo piano sociosanitario regionale, e adesso sono state anche emanate le schede ospedaliere territoriali che fondamentalmente quantificano quanti posti letto ci sono in un determinato territorio, sia ospedalieri sia nel territorio. Noi, partendo dal ragionamento che faceva adesso Ivana, in questo paese a tutti i livelli, anche a livello regionale, a livello locale, c'è la necessità di fare rete, di mettersi insieme per obiettivi comuni, tentare di trovare, mettere insieme sinergie per risolvere le questioni. Perché molte volte si possono risolvere le questioni, per esempio sulla domiciliarietà. Quella sociale la fanno i comuni. È ovvio che un comune piccolo non riesce a dare nessuna risposta alla propria popolazione, solo facendo alleanze di quel tipo là si riesce a dare un servizio migliore a più cittadini. Quindi l'importanza è fare rete, mettersi insieme con obiettivi comuni. Io vorrei chiudere però una cosa, perché alla fine c'è sempre un punto interrogativo su questi temi, però tutte queste cose costano. Allora, a parte che io continuo a battere su questo tasto dell'evasione fiscale, che per me è uno scandalo che in questo paese 200 miliardi di sommerso ogni anno, non è possibile, lì le risorse ci sono. Ma la cosa che è ancora, come dire, direi sotto l'aspetto etico inaccettabile, è questa che sta avvenendo non solamente nel nostro paese ma a livello mondiale, è questa concentrazione di ricchezza. Ora il Sole 24 Ore a gennaio dice: disuguaglianze, in 26 persone nel mondo posseggono le ricchezze di 3,8 miliardi di persone. Allora, se non si affronta questo tema come problema ambientale, poi, perché è sempre, siamo sempre là, tutti connessi uno con o l'altro. affrontiamo questo tema nel senso che in qualche maniera bisogna mettere la mano a una certa redistribuzione delle risorse, oppure purtroppo ci troveremo sempre ad affrontare cose grandi da affrontare, insomma. Quindi la necessità di fare rete anche per combattere queste disuguaglianze. Faccio un'ultima battuta. Prossimamente c'è anche una iniziativa di Libera, il 21 marzo c'è l'iniziativa di Libera qua a Padova, che anche qua mafia e tutte le mafie che esistono in questo paese, che vuol dire anche corruzione. Quindi anche là sono soldi che si potrebbero recuperare per ridistribuire e per dare più servizi ai cittadini. Voi tra l'altro con Libera siete particolarmente attivi con i campi, eccetera, aperti a tutti. In questa occasione che ruolo avete? Noi facciamo rete. Sì, siamo tra i fondatori di Libera. Nel senso che noi, come altri soggetti, partecipiamo a queste iniziative perché siamo convinti che è un pezzo di quella necessità di rivendicare uguaglianza e diritti per i cittadini. E lì, ripeto, là c'è la possibilità di recuperare anche tante risorse combattendo le mafie. Esatto, infatti che si è discusso anche però di burocrazia, e non abbiamo anche parlato del discorso della burocrazia, che è un altro aspetto che voi avete toccato tra l'altro. L'aspetto della burocrazia, su questo bisogna sempre stare attenti, perché se nel nostro paese abbiamo la necessità di avere tante leggi, vincoli e lacciuoli, ci sarà qualche problema, vero? Ma è il problema della burocrazia o perché non si rispettano le regole? Questa è la domanda che faccio. È la burocrazia, eliminiamo la burocrazia, però stiamo attenti a quello che andiamo a cancellare, perché poi alla fine, cancellando i vincoli, si corre il rischio che poi alla fine, insomma, ci troviamo con qualche mafia in casa. Come siamo già troppo successo. indisciplinati.
Allora, grazie del vostro intervento, grazie naturalmente, buon lavoro. Noi ci rivediamo naturalmente con voi tra la prossima settimana, ma vi teniamo aggiornati sulle varie iniziative, e a voi naturalmente a domani. Grazie.